sto qua che aveva in gravidità le scrove. Allora dice, tu vas lì di lì di le scrove, il maialone, la maiala. Tu vas lì di Franco che ha il vero in italiano, purcit di semine di riproduzione, tu vas là, allora chiappa le scrove e le mette a carriola. Arriva lì di Franco, ma di Franco, vai là, non c'è problema, mettilo là dentro con il maialone, va dentro, io poi sto lì un quarto d'ora. Torna fuori le scrove e mette carriola e dice, ma se mi fare sempre, guarda, ma mattina tu vedi, se le scrove si rondono dal pantano, tu hai di tornare a casa, se si rondono le tagliarve, è pleno, tu sei sapore. Allora, c'è le carriole, la mattina via sul balcone, le scrove si rondono dal pantano. Torna, c'è le carriole, vai io di Franco, ma strani, c'è che comunque, no, buttale dentro là, tienilo in poi. Allora, le butta là, processo, e via. Torna a le carriole, allora, come sempre, se si rondono dal pantano, tu torni in casa, se si rondono le tagliarve, lei può essere. Allora, le mattine, e poi si rondono dal pantano, ma allora non c'è per, sì, che cazzo. Torna a carriola, torna là, Franco, ma strani, una roba vergognosissima. Mai succeduto. Tienile di poi dentro con il verro, col pulcino. Dentro là, torna a le carriole, torna a chiave. Allora, come sempre, se si rondono dal pantano, ma tu vedrai che non è mai succeduto. E se si rondono le tagliate, tu si sono. Allora, le mattine dice alle femmine, io tu per esempio perché mi sono stufata. Allora si rondono dal pantano? No. E si rondono le tagliate? No. Io te carriola che ti aspetta.